sia a livello territoriale che a livello... Buongiorno Presidente Zaia, allora apertura del Vinitaly, una folla grande, un momento importante, il vino è importante per il Veneto, Presidente Zaia. Siamo i primi produttori a livello nazionale, 9 milioni di ettolitri, 4 milioni e 4 di questi ettolitri sono da OC e di OCG e pensare che i nostri 80.000 ettari comunque rendono grande il Veneto nel mondo. Allora il Ministro ha ricordato che per i nostri viticoltori c'è bisogno di meno burocrazia e c'è bisogno di più facilità nell'internazionalizzazione. Bisogna distruggere l'ufficio complicazioni affari semplici, bisogna portare avanti questo progetto di sburocratizzazione e pensare di non rincorrere con i controllori pensionati nei vigneti durante le vendemmie, ma fermare i veri delinquenti che non sono i nostri pensionati o gli studenti che vanno a vendemmiare. Allora in Veneto siamo bravi, essere bravi vuol dire anche essere copiati, la contraffazione è un aspetto importante. Noi siamo vittima di contraffazione, però è altrettanto vero che ci difendiamo bene. Del resto da quando da Ministro ho fatto i decreti ad esempio a tutela del Prosecco, il nome Prosecco non lo può più usare nessuno. Allora questo stand rappresenta un po' il Ponte di Rialto, tutte le bellezze del Veneto, l'enogastronomia è a capo di tutto. La Repubblica Veneta, 1100 anni di storia, una repubblica che è stata la prima democrazia al mondo, da cui si sono ispirati anche gli Stati Uniti per la loro Costituzione. Direi che gli elementi ci sono tutti per continuare su questa strada. Grazie e buon lavoro al Presidente Luca Zaia.